Voltiamo pagina, è stata battezzata la Festa delle Feste e stiamo parlando del Festival delle Pro Loco del Veneto, più di 500 associazioni che si sono riunite a Piazzola sul Brenta. Il servizio. Si è tenuto a pochi passi da Villa Contarini il primo Festival delle Pro Loco del Veneto, un evento che ha contato migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione per rendere omaggio alla grande famiglia delle Pro Loco. Noi siamo nel Veneto 537 Pro Loco, 43 consorzi di Pro Loco, 7 comitati provinciali, abbiamo 60.000 soci, tutti con la tessera dei socio Pro Loco dell'UNPI. Siamo una grande forza, ma questa volontà di stare assieme, di affermare la nostra appartenenza a questa organizzazione e soprattutto al Veneto. Una manifestazione che ha registrato 91 Pro Loco provenienti da tutta la regione e ben 15 comitati regionali ospitati. Esposti in bella mostra anche i progetti avanzati sul fronte dell'offerta turistica e culturale, divenuta in questi anni sempre più qualificata grazie alla formazione e alla presenza di una forte componente di giovani. Questa è una regione che è la prima regione in Italia per quanto riguarda gli arrivi e le presenze, quindi i flussi turistici, però dobbiamo aumentare quella che è la cultura dell'accoglienza. Il turista oggigiorno quando viene in Veneto vuole vivere un'esperienza e per fare questa esperienza noi dobbiamo riuscire a dare un qualcosa in più e possiamo farlo soltanto se c'è un collegamento con il territorio, una rete fissa, un insieme di persone che lavorino tutte con un obiettivo comune e in una strategia comune. Per questo il lavoro delle Pro Loco è fondamentale, così come quello dei sindaci sul territorio. Il bilancio della Regione Veneto purtroppo piange, così come piangono anche i bilanci dei comuni, però è anche vero che abbiamo una risorsa relativa che raccogliamo grazie alla tassa di soggiorno tramite i comuni, che potremo condividere assieme alla Regione per fare una strategia comune. Un festival che si è rivelato un tripudio di sapori tra vecchie ricette e piatti rivisitati, un impegno costante, quello messo in piazza dalle Pro Loco, che valorizzano la moltitudine di prodotti simbolo della tradizione. Comunque una grande promozione di prodotti tipici del nostro Veneto che ricordo a tutti sono tra i più importanti e i più rappresentati a livello nazionale. Diciamo sempre ai consumatori e anche a coloro che vanno comunque a visitare le sagre e le manifestazioni delle Pro Loco di fare attenzione di acquistare e consumare prodotti certificati veneti. Presenti per l'occasione anche i 20 presidenti UNPLI regionali, i quali si sono confrontati sulle linee guida di coordinamento nazionale. Un evento che, visto il successo della prima edizione, si augura di aver gettato le basi per la nascita di un appuntamento da riproporre anche nei prossimi anni. Siamo 6.300, tutte operanti in tutta Italia, e realizziamo ogni anno oltre 30.000 eventi certificati da autorizzazione SIAE. Il mondo delle Pro Loco venete dà il segnale di quello che è presente in ogni località.